L'abbiamo chiamata oggi la puntata allerta gialla, come quella diramata dalla Protezione Civile quando si interviene per disastri idrogeologici che coinvolgono e portano danni a case e famiglie. Giallo però in questo caso come il colore verso cui si indirizza il Friuli Venezia Giulia per la questione Covid. Lo ricordiamo, l'anno scorso alla stessa data però eravamo arancioni, quindi un dato positivo c'è rispetto all'anno scorso proprio grazie al vaccino. E danni questa volta che vengono provocati di riflesso alle famiglie, ma prima di tutto agli operatori. Parliamo di ristoratori, stadi, spettacoli, eventi, teatri, discoteche. Appunto se si dovesse andare in zona gialla. Vediamo quali sono le limitazioni nel caso in cui ci fossero 13 persone in più ospedalizzate. Siamo a 178, dovessimo arrivare entro domani a 191, la zona gialla praticamente è purtroppo cosa fatta a partire da lunedì, se no altrimenti con il trend che noi abbiamo in questo momento la decisione verrebbe solo rimandata di una settimana, con l'incubo poi che questa zona gialla possa diventare poi nei mesi futuri, nei giorni anche futuri, nei prossimi 20 giorni magari una zona arancione. Vediamo cosa capita nel caso in cui dovessimo arrivare fin da subito in zona gialla con questo servizio e poi passerò la parola all'ospite di questa sera. La zona gialla per il Friuli Venezia Giulia è ormai dietro l'angolo. Lo sforamento dei 3 parametri, casi, terapie intensive e ricoveri, farà mutare colore alla regione. Che cosa cambierà per popolazione e attività economiche? Rispetto alle regole precedenti, l'introduzione del Green Pass ha allentato le restrizioni, salvi gli spostamenti e nessuna autocertificazione da esibire, così come niente coprifuoco. Tuttavia, ecco la prima novità, la mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto. L'altro cambiamento significativo riguarda bar e ristoranti, dove si potrà andare dalla colazione alla cena, ma con massimo 4 persone al tavolo, se non sono conviventi, e distanza di 1 metro. Il rischio è quello che i cenoni di Natale siano compromessi, se la limitazione dovesse riguardare quel periodo. Soft le conseguenze per le altre realtà economiche che rimangono aperte, così come resta possibile andare al cinema o a teatro, ma si torna alla capienza al 50%, in palestra e in piscina. In zona gialla, negli stadi e negli impianti sportivi all'aperto, la capienza massima è al 50%, mentre al chiuso scende al 35%. Anche gli impianti sciistici restano funzionanti, ma con capienza dimezzata. Via libera a feste e matrimoni, ovviamente con Green Pass. A chiudere invece saranno le discoteche che dovranno abbassare le serrande. Nessun problema per gli studenti, tutti regolarmente a scuola, al netto di eventuali quarantene. Avete sentito nel servizio di Daniele Micheluzzo e quindi per i ristoratori ci sarebbero i primi problemi, anche se non chiusure, ne parleremo dopo, e capienza al 50% per eventi come quelli che si svolgono a teatro. Giovanni Nistri a mio fianco, Presidente Fondazione Teatro Giovanni da Udine. Buonasera. Per trarre le conseguenze di quello che potrebbe accadere con questa capienza al 50%, da quanto noi sappiamo, perché si rifà a un vecchio decreto. Nistri. Da quanto non ne sappiamo, ed è questo forse l'elemento più critico di questa situazione, perché evidentemente credo che chi prende le decisioni lo sappia, ma forse ci sono problemi che non riescono a superare. La programmazione in teatro non si fa da una settimana all'altra, si fa da mesi, molti mesi prima, per una stagione. Ora, noi eravamo partiti quest'anno programmando l'intera stagione, cioè da ottobre fino a maggio, ovviamente tenendo conto di una situazione che era in continuo miglioramento. È chiaro che se adesso, data la situazione oggettiva di incremento del contagio, quindi è evidente che le questioni di salute hanno la priorità su tutto, si rischia di dover rientrare in parametri che avevamo abbandonato. Però il rischio non sappiamo se c'è veramente o se, come si è ventilato tempo fa, anche recentemente, da parte anche di qualche esponente della pubblica amministrazione, tenendo conto che nei teatri, nei cinema si entra soltanto con il Green Pass, si potrebbe anche essere meno restrittivi, quindi imporre comunque le mascherine, ovviamente tutte le norme di sicurezza che già si stanno adottando, ma senza imporre anche il distanziamento. Tenendo conto di una cosa, che tutto sommato in teatro e al cinema
un certo distanziamento già esiste, cioè la gente non è ammucchiata, persone ammucchiate una sopra l'altra. Non è quella che noi vediamo agli stadi ogni giorno, no. insomma, ecco. Quindi, magari qua in Italia siamo anche abbastanza corretti, abbiamo visto partite in Irlanda dove praticamente stavano uno sopra l'altro. I posti sono ovviamente non distanziati come prescrive la legge, perché però sia davanti che dietro che ai lati c'è uno certo spazio che non viene occupato. La mascherina è fissa e su quella non si discute, la gente seduta a posto fisso con la tracciabilità è individuabile in qualunque momento, non parla durante lo spettacolo ovviamente, perché se uno assiste a uno spettacolo non chiacchiera col vicino, non si muove dal suo posto. Direi che queste sono già garanzie che secondo me avrebbero anche consentito, aggiungendo anche il distanziamento nel periodo più acuto del 2020 della pandemia, di non chiudere i teatri per più di un anno. Però qua da quello che percepisco, lei adesso fa un appello al buon senso di chi ci governa, sì, e dice: noi già adottiamo tutti i regolamenti, certo, adottiamo il Green Pass, lasciateci così, perché sennò altrimenti dovesse accadere, le chiedo nella peggiore delle ipotesi, al 50% cosa accadrebbe per un teatro come quello Johnny da Udine? Accadrebbe che alcuni spettacoli che abbiamo in programma già in queste settimane potrebbero addirittura essere rinviati, perché abbiamo già adesioni notevoli, superiori al 50% dei posti, tenendo conto che poi per il Giovanni da Udine il 50% vuol dire meno del 50%, perché la configurazione della sala, come sono sistemati i posti, per noi vuol dire ad esempio che la platea, che è fatta, che può contenere più di 500 persone, col 50% arriva sì e no a 200, perché bisogna tenere i distanziamenti fra file, posti, eccetera, eccetera, a file alterne. Quindi sarebbe un danno ben più grave del 50%. Io credo che se proprio si dovesse mantenere una distanza o un qualcosa, bisognerebbe superare questo limite, che poi prima era anche di 500 posti per quanto riguarda i teatri, no? Gli spettacoli al chiuso. Quindi il 50% sì, ma comunque non oltre i 500 posti. Per un teatro grande come il nostro i costi diventano non sostenibili, quindi questo è un problema anche pubblico per capire in quale collocazione riteniamo che debba stare il mondo culturale nella società nella quale viviamo. Ci può fare un esempio di quali spettacoli, non tanto per allarmare i spettatori che ci vedono, ma per esempio dovesse accadere la prossima settimana, questo fine settimana, faccio un esempio, voi avete già prenotazioni? Sì, allarmare no, perché l'organizzazione del teatro, l'organizzazione del teatro cercherà comunque di non creare eccessivo disagio agli spettatori che già si sono prenotati. Ovviamente non possiamo superare certe norme, perché se ci vengono imposte una qualche collaborazione degli spettatori la dobbiamo chiedere. Un esempio concreto: noi abbiamo in programma la prossima settimana uno spettacolo che era già in cartellone prima della pandemia, prima della chiusura dei teatri, Arsenico e Vecchi Merletti, che è uno spettacolo che ha una certa fama perché è un copione noto, è stato girato anche un film su questo, ci sono delle attrici come Anna Maria Guarnieri che rappresentano un po' la storia degli attori del teatro in Italia, che hanno già nelle 2 serate previste superato le 700 presenze e continuano ad arrivare richieste di partecipare alla serata. È chiaro che in 2 serate, se arrivassimo, come arriveremmo probabilmente, alle 1500-1600 presenze in totale nelle 2 serate, evidentemente siamo fuori dal range previsto dalle norme, se sarà quello. A quel punto non credo che potremmo estrarre a sorta i fortunati che possono assistere allo spettacolo e mandarne via degli altri. Credo che sarà inevitabile trovare altri sistemi e altri provvedimenti. Tenendo anche conto delle esigenze della compagnia, si potrebbe ipotizzare una terza replica, ad esempio, ma bisogna vedere quali sono gli impegni della compagnia, che non viene soltanto a Udine, ovviamente. Quindi sarebbe sicuramente un danno molto grosso, non solo sul piano economico, anche nell'incidere sulle abitudini dello spettatore, che a teatro, chi è un appassionato di teatro, ci viene ormai come un appuntamento periodico fisso, quindi lo considera parte della sua vita quotidiana. Dopo 1 anno e mezzo, quasi 2, in cui questa abitudine si è persa, per molti non è facilissimo riprenderla. Senta, come sta andando la corsa agli abbonamenti? C'è una corsa oppure la gente si chiede e dice beh, aspetto prima di farlo? Sì, no, la campagna abbonamenti sta andando, diciamo, benino, nel senso che è appena cominciata, quindi non possiamo ancora
tirare le conseguenze, bisognerà aspettare di arrivare alla fine ovviamente. Comunque c'è una richiesta, anche negli spettacoli fuori abbonamento che abbiamo fatto in settembre, anche quest'estate, abbiamo avuto la sensazione che ci fosse la voglia proprio di tornare a teatro, anche per confermare un certo ritorno, se non alla normalità, una quasi normalità. Quindi noi continuiamo ovviamente in attesa di disposizioni, perché evidentemente disposizioni nuove rispetto a quelle di oggi ci costringeranno a rivedere tutta l'organizzazione, tenendo sempre conto di non incidere più di tanto sugli adempimenti a carico del nostro pubblico, però qualcosa dovrà succedere perché non possiamo fare tutto da soli. Sì, perché voi comunque la maggior parte degli incassi vostri nel vostro budget arrivano direttamente dai biglietti venduti, da biglietti, dagli poi spettacoli. C'è un contributo, immagino, da parte della regione. Teniamo anche conto che il Giovanni da Udine, come teatro grande di dimensioni, secondo me lo è non solo di dimensioni, ma diciamo grande di dimensioni, riceve anche molte richieste di concessione da parte di privati imprenditori che organizzano altri tipi di spettacolo, ma di grande richiamo, cioè è diventata una sala cantanti, convegni anche, no? Ma a parte la sala convegni, ma dico anche nell'arte, anche cantanti, musica leggera, quindi e anche questi sono in parte delle piccole somme che poi restano anche al teatro perché si dà una concessione, ma al di là dell'incasso anche l'ospitare nomi famosi di cantanti, di musicisti, dà al pubblico un'immagine di una continuità dell'attività del teatro che praticamente non si ferma mai. È chiaro che anche venendo a mancare anche questo, tutto questo si incrina. Senta, le chiedo, citando Federica in questi giorni, sembrava quasi che aderisse a questa specie di lockdown per i Novax, quando lo abbiamo anche intervistato noi in esclusiva direttamente sabato, poi lui ha corretto, diciamo, il tiro, o meglio, ha spiegato meglio quello che vorrebbe, questo super Green Pass indirizzato, diciamo, a salvaguardia dei vaccinati. E quindi immagino anche delle stesse attività, lei sarebbe d'accordo in questo? Io credo di sì, anche perché francamente è difficile per tutti noi, tutti quelli che popolano questa nazione, ma poi parliamo della nostra zona, vivere in una situazione così precaria dove ci sono rigurgiti di anarchia ma non motivati, non sostenuti da niente. Perché è chiaro che se ci sono delle violazioni di libertà, eccetera, siamo tutti pronti a insorgere. Però non raccontiamoci storie, per favore. Io credo che in questo momento l'ubbidienza a quella che è una linea che viene data da chi ha la responsabilità, ubbidienza poi a qualcuno suonerebbe male, ma diciamo l'uniformarsi a certe indicazioni, secondo me, è l'unico modo per tentare di uscirne al più presto possibile. Il resto non può sicuramente ragionevolmente che prolungare lo stato di crisi. Se è questo che vogliamo, però la maggioranza dei cittadini non lo vuole, quindi attenzione. Allora, io la ringrazio Nistri per essere stato ospite alla nostra trasmissione, in questi 10 minuti ci ha accompagnato a raccontarci, anche a lanciare un appello, gli faccio l'in bocca al lupo anche per tutti gli spettacoli, peraltro speriamo. So che sono iniziati, lo aveva già citato precedentemente, avete avuto anche personaggi di prima serie, sì. di Serie A, è andato tutto bene, no? Fino adesso c'è la voglia di tornare alla normalità. C'è una statistica nazionale che dice che in teatro, in tutti i teatri d'Italia, non risulta che ci siano stati focolai di contagio. Poi, d'accordo, affermazioni in questa situazione sono sempre azzardate, perché qua mi par di capire che, non dico che nessuno ne sa niente, ma non se ne sa abbastanza da poter formulare delle previsioni, quindi noi speriamo di avere anche un po' di fortuna, tutto lì. Sperando che il suo appello venga raccolto anche non solo dai telespettatori ma anche dalle istituzioni, le auguro buona serata, noi ci vediamo dopo alla pubblicità e parliamo anche di ristoranti. Buona serata a voi. Bentornati con Screenshot, parliamo di zona gialla, quella che si dovrebbe prospettare in Friuli Venezia Giulia se non a partire da questo fine settimana, o meglio dall'inizio della prossima, ben che vada tra 10 giorni, vedremo cosa succederà, ma questo rischia di mandare in fumo e di mettere in crisi tanti operatori della montagna, non tanto se dovesse diventare giallo, quanto se appunto la questione recovery dovesse aumentare, quindi si dovesse andare in zona arancione. E queste prospettive di zona arancione in base a degli studi potrebbe anche avverarsi
in prossimità di Natale, proprio quando gli affari ovviamente si accumulano. Diego Bellotto, Presidente Mandamento Tarvisio Confcommercio, dovrebbe essere collegato con noi. Do il buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Penso di non essere stato troppo pessimista, di aver fatto il mago Telma della sfiga in questo caso, quando ho parlato di zona arancione in prossimità di Natale, però in base anche ai suoi dati mi pare di capire che non siete tanto ottimisti, no? Ma no, io per natura sono ottimista sempre e anche molto, forse anche Fa troppo, bene, non fa voglio bene. iniziare così. Però ecco, no, la sensazione, anzi ormai sta diventando una certezza che da lunedì saremo gialli e credo da proiezioni insomma, che mi stanno arrivando probabilmente passeremo anche in arancione. Questo è un dramma che dobbiamo assolutamente evitare in ogni modo perché le nostre aziende, le nostre attività non possono subire un nuovo pesante lockdown o chiusura, anche se parziale. Credo che non ci siano le risorse per poter sostenere una situazione da parte nostra, ma sicuramente anche da parte della regione e dello Stato, insomma, le difficoltà sono molteplici. Quindi ben venga, insomma, l'iniziativa del nostro presidente Fedriga di fare o il Super Green Pass o comunque permettere alle attività di poter fare quello che sappiamo fare, cercando di farlo anche nel migliore dei modi, con il Super Green Pass o come diavolo vogliono chiamarlo. Secondo me dobbiamo assolutamente procedere con i vaccini. Per quanto mi riguarda, sono pronto a fare appena possibile anche la terza dose. I miei collaboratori sono tutti quanti vaccinati. Credo che, insomma nella nostra Tarvisio e nel Tarvisiano in generale con i vaccini siamo messi bene. Speriamo di non dover, non dico non lavorare, ma se ci mettono arancioni, non permettono gli spostamenti liberi anche in arancione a chi ha il Green Pass, cosa stiamo aperti a fare, insomma. Con la situazione poi che abbiamo in Austria, in Slovenia, è abbastanza, insomma, a rischio la stagione, ecco. Certo. Lei è a un passo dall'Austria. Come prende questa decisione dell'Austria di far pagare, diciamo, i contagi e quindi il lockdown direttamente non vaccinati? Sacrosanto, spero che questo sia di buon auspicio anche per il nostro territorio, nel senso, io capisco la volontà di molti e la libertà di potersi non vaccinare, ma questo non deve diventare un problema per noi che abbiamo scelto di vaccinarci. Io sono molto drastico e so che con questo mi creo delle inimicizie, ma non me ne frega niente. Noi abbiamo fatto investimenti, abbiamo molti di noi anche debiti e quindi è sacrosanto per noi dover poter lavorare. E non è giusto che noi paghiamo una situazione sicuramente non di contagi, ma di ospedalizzazioni per colpa di chi no, ha scelto di non vaccinarsi. È una tua libertà, però è giusto che tu stai a casa e che permetti a noi che ci siamo vaccinati di poter lavorare. Sentendo gli altri operatori, perché immagino gli alberghi non abbiano ancora iniziato la stagione, dovrebbe iniziare insomma nel periodo dell'inizio dicembre proprio, tra 15 giorni, vi state preparando, ma sentendo anche gli altri operatori del commercio, in qualità lei di Presidente del Mandamento, c'è già stato un calo di clienti magari nei ristoranti, qualcuno che non si fida ad entrare, aspetta, Allora, un certo timore diciamo? Allora, ho sentito proprio questa mattina i miei colleghi del comparto del commercio, quindi negozi. In realtà loro hanno fatto un'estate molto buona, un autunno
di rilievo, in alcuni casi anche più delle annate precedenti, sicuramente dell'anno scorso. Ottobre c'è stata una piccola flessione, ma giustificata, ecco, novembre è il mese più tranquillo e per quanto riguarda il commercio, diciamo che una sorta di chiusura incontrollata da parte degli amici austriaci, incontrollata da parte nostra, ma loro con il tampone si possono muovere, possono venire nei nostri negozi. Ecco, io auspico che ci sia come è successo per noi italiani precedentemente, quando noi avevamo molti casi e avevamo gli austriaci che controllavano il Green Pass al confine, mi auspico che lo facciano a pari condizioni anche per gli austriaci e in questo caso gli italiani. Tutto questo sempre per garantire una sorta di tranquillità, di proseguo delle nostre attività. Secondo me potrebbe andare bene. Per quanto riguarda invece Cioè la lei preferirebbe, ristorazione, mi scusi Bellotto, lei preferirebbe che piuttosto che avere qualche austriaco in più, magari non vaccinato, che viene da noi, preferirebbe controlliamoci meglio noi, chiudiamo qualche frontiera in più? io non sono a favore della chiusura delle frontiere, ma di un controllo, Sì, questo sì. Ma anche semplicemente perché noi qui nella zona, insomma, lo abbiamo vissuto precedentemente quando eravamo noi il problema. Oggi sono loro il problema. Io la vedo una cosa naturale tutelare il nostro territorio a favore di chi ha fatto il vaccino, di chi ha il Green Pass e quindi è un'arma in più. Mi spiego meglio. Che senso ha oggi fare un semi-lockdown per i non vaccinati, un lockdown di qualsiasi natura per i non vaccinati in Italia e permettere agli austriaci di venire? Cioè, se la regola è quella, deve essere uguale per tutti, lei, che tu sia austriaco, che tu sia sloveno, italiano. lei sta notando che qualche sloveno austriaco viene di più a Tarvisio in questo momento? Ma c'è stata una certa libertà perché naturalmente chi non ha il Green Pass in Austria non può sedersi e sono molto rigidi nei controlli, non come noi, e qui sorvoliamo il problema e sicuramente molti hanno scelto di poter venire da noi perché col tampone possono entrare, insomma. Mentre nei ristoranti in Austria no. Stessa cosa vale per i negozi, insomma. Sicuramente c'è stato un aumento, insomma, non importante perché comunque novembre è il mese più tranquillo. Certo. E tornando al discorso di prima, l'avevo interrotta per quanto riguarda il calo di clienti magari italiani, che adesso non si fidano ad entrare nei ristoranti? Quello no. Bravo, bravo, bella domanda e azzeccata. C'è troppa confusione, troppi virologi che dicono uno una cosa, uno l'altro. Il turista italiano sicuramente segue molto, è molto condizionato dai pareri, insomma negli ultimi anni l'abbiamo capito, e c'è poca chiarezza. Noi, strutture ricettive, promotorismo per quanto riguarda gli impianti, abbiamo scelto, io personalmente ho scelto di far entrare anche in hotel, pur non avendo l'obbligo da tempo, solo clienti con Green Pass. Questo per garantire una certa tranquillità, insomma, a chi sceglie di venire nelle nostre strutture. C'è molta confusione, molto interesse. Abbiamo ricevuto molte telefonate fino a quando insomma, la situazione in Friuli è peggiorata, adesso si è un po' fermato, questo sì. Quindi praticamente c'è un calo. Già si nota questo calo di Sì, prenotazioni. sì. Normalmente noi in questo periodo abbiamo già tutto esaurito per Natale, Capodanno, Epifania e invece ci sono ancora delle disponibilità. Insomma, ho sentito alcuni colleghi, molti hanno scelto di non fare il limite minimo di qualche giorno, di 5 giorni, di una settimana, anche per l'alta stagione. E questo è un segnale che pur di poter lavorare si prende tutto, insomma. Senta, le chiedo in quest'ultimo minuto se cosa vorrebbe dire anche, l'avevo sentito prima, Giovanni Nistri, che è presidente della Fondazione del Teatro Giovanni da Udine, no? Aveva lanciato anche un appello da parte del mondo della cultura, da parte del mondo dell'albergatore e dei ristoratori alle istituzioni, cosa vi sentite di dire?
Allora, io invito a valutare, insomma, quello che gli amici austriaci hanno già fatto. Secondo me è giusto limitare in maniera importante, ferma e decisa chi non ha scelto di non vaccinarsi, proprio per dare anche un senso a tutte quelle migliaia e migliaia di operatori del nostro territorio che hanno scelto invece di vaccinarsi e di poter proseguire con quello che è il nostro sostentamento, le nostre aziende. Chiaro, Quindi sicuramente far leva per poter arrivare a qualche restrizione in più per chi non ha volutamente scelto di non fare il vaccino, insomma. chiaro il suo messaggio, Bellotto, io la ringrazio e le auguro buona serata. Grazie mille e buona serata anche a tutti i telespettatori. Vi aspetto a Tarvisio. Bene, con questo messaggio benaugurante io vi saluto, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, noi ci vediamo, domani ci sarà Daniele Micheluzzo, ci vediamo venerdì, sempre con Screenshot, arrivederci.